1944 comunque ci fu anche, destò clamore l'incidente al sommergibile americano l'Hartford. Sì, ci fu un incidente proprio al largo di Santo Stefano e quindi ci fu una... non so se sei presente alla Maddalena, perché è un arcipelago, quindi sono tanti gli isolotti. Comunque ci fu questo grave incidente al sommergibile nucleare americano, di cui però la stampa parlò pochissimo e naturalmente vennero rassicurati tutti che tanto non c'erano stati sversamenti di... insomma, che non esisteva radioattività. Però tutto il comitato, sì, ma tutto il comitato, assieme a militanti della Corsica, fecero analizzare quelle acque attraverso la CLIRAD indipendente e si scoprì che ciò che loro dicevano che fossero le nostre fisime, quindi loro dicevano tutti tranquilli, non è successo niente, mentre invece si scoprì che c'era un inquinamento radioattivo. Sappiamo bene che gli americani appena sentono che non hanno più l'appoggio della popolazione, quando cominciano a essere invisi dalla gente, allora dicono forse si sono fatti i conti, dovevano ridurre i costi delle spese militari, erano state raccolte 17.000 firme comunque per mandarli via dalla Sardegna e hanno deciso che forse a loro conveniva andarsene senza pagare le bonifiche. Hanno dimenticato. Beh, d'altronde la stampa ufficiale diceva che non c'era stato alcun sversamento, che la radioattività, ascolta, questo passaggio è molto importante, la radioattività era riconducibile all'incidente di Chernobyl. No, questo è terribile, perché era radioattiva a Santo Stefano, ma non era radioattiva alla Maddalena, perché Chernobyl evidentemente aveva scelto solo quel posto per... Chernobyl è 88, 89. 86, era 86, 86. adesso... Senti, quando c'è avuto questa storia, esplosione, e Germania, vicino della Germania, hanno con Geyser, vedevano la radioattività, donc la francese, hanno paura. Il Presidente della Repubblica, la televisione nazionale, la sera, e otteneva che la gente ha detto, dormite tranquillo, non ci sono problemi, la radioattività si ferma alla frontiera. Alla frontiera, sì, beh. La gente l'ha creduto. Sì, purtroppo la gente crede, vuole credere in queste cose, perché sono notizie che vengono mandate ad hoc per tranquillizzare le persone semplici che stanno a casa e quindi fanno in modo che... Ma in Sardegna succede anche altro, certo non tocca direttamente i poligoni militari, però io devo farlo questo piccolo inciso. Noi non avevamo la possibilità di votare quel referendum per la chiusura della base della Maddalena, però votammo il referendum contro l'importazione in Sardegna di scorie industriali che venivano fatte passare come materia prima. La Glencore, che è la multinazionale svizzera che si occupa dello smaltimento dei rifiuti tossici radioattivi di mezza Europa, ha uno stabilimento in Sardegna che si chiama Portovesme SRL. Questo stabilimento accoglie tutte le scorie di cui non si conosce la provenienza, da voci anche fatte giungere anche da gente che lavora, trasportatori che non possono parlare perché perderebbero il posto di lavoro. E quindi sempre con questa storia del ricatto occupazionale noi abbiamo questa corda che ci sta strangolando. Comunque addirittura sappiamo che sappiamo bene, no, che i pezzi radioattivi non hanno tutti lo stesso grado di radioattività. Anche una poltroncina che è stata all'interno di una centrale spenta, dismessa, è radioattiva, o un tavolino o un qualsiasi cosa. Addirittura in questi fumi di acciaieria, perché si chiamano così, pare che ci siano addirittura pezzi di sommergibili nucleari provenienti dall'ex Unione Sovietica.
le ecomafie devono riciclare tutto, loro incassano pur di portare via questi prodotti e questi arrivano in Sardegna, in questo stabilimento che non è dotato di portale audiometrico, per cui sono loro che controllano e si controllano, però è suonato l'allarme in vari casi, sono stati bloccati dei camion che trasportavano torio radioattivo, quindi è stata già trovata sono a processo anche alcuni esponenti appunto Tu cosa pensi? Cosa penso? Conosce gente malati con una malattia che vivono all'interno o vicino alle poligoni? Noi abbiamo delle aree, perché nel Sulcis, dove ti dicevo che c'è questo stabilimento della Portovesme SRL, c'è vicinissimo il poligono militare di Teulada. Cioè noi abbiamo gran parte della Sardegna utilizzata per le esercitazioni militari degli eserciti di mezzo mondo. 80% dell'Italia. È esattamente il 66%, se vogliamo citare i numeri esatti. Il 66% delle basi militari italiane sono in Sardegna, occupano la Sardegna. I malati non si contano più. Da noi muoiono i pastori, ma quanto vale la vita di un pastore? Vale meno della vita di un militare? Quanto vale un animale che muore? Una pianta che muore? Noi abbiamo un ecosistema. Il problema è anche quello, però c'è un silenzio dietro, c'è stato un silenzio fino a 10 anni fa. Da 10 anni a questa parte noi ci siamo sempre mobilitati, siamo sempre andati a fare le manifestazioni, a dire alle persone che questa terra è una terra che ha fatto vivere gli ultracentenari. Abbiamo chi studia il DNA dei sardi, perché hanno vissuto oltre 100 anni e noi dobbiamo vedere i giovani pastori morire a 38 anni perché stanno pascolando nelle aree limitrofe, anche perché le esplosioni non le puoi recintare, quindi nessuno è in grado di dire dove arrivino poi. Comunque noi abbiamo voluto anche documentarle queste cose. Siamo stati a Teulada, è stato invaso il poligono di Teulada e per questo appunto abbiamo un militante a processo, perché noi dovevamo far vedere ai sardi cosa succede in quel poligono. Non cresce più un filo d'erba, ci sono i crateri e tante altre cose tristi, la gente muore, i bambini muoiono. Se non si decide davvero di mettere fine a cosa, è durata 50 anni, ora ci siamo svegliati anche noi, anche se loro continuano a fare controinformazione, quindi ci dicono che noi siamo delle Cassandre, che vogliamo creare allarmismo, però noi vogliamo difendere la vita, perché questa terra non può essere lasciata alla mercé di mercenari, di gente che sta utilizzando il nostro territorio e incassa 50.000 euro all'ora da ogni esercito che viene a sperimentare di tutto. Anche lo Stato italiano Certo. No. La Sardegna ha un credito di almeno 11 miliardi di euro, un credito nei confronti dello Stato, di soldi nostri, l'IRPEF, il gettito IRPEF che non torna indietro. Ognuno Pardon. No, figurati. La conosco bene. Vous me donnez 2 minutes, je termine pour pas couper brutalement. Bonjour. Sì, perché vogliono venire a casa. Devo andare con le gonne. Va bene, allora l'hai chiuso così. Abbiamo capito la vostra posizione. Vabbè, ma a lui non glielo devi fare. Non c'ho tempo. Ma mi dispiace perché lui che oggi era chiamato a processo. Non importa. Scusa, la signora se ne va e deve No, andare. il pranzo ci chiama, quindi... Va
Va bene, dai, allora se riusciamo... Buona chance per il prossimo. Auguroni a voi.